Benvenuto a Sombra de Sunuragi, stagione dessi stadi. Per le culture sviluppatesi in regioni temperate del mondo, sole, acqua e vento rappresentano gli elementi più significativi. L'alternanza tra dì e notte vede la stella maggiore del sistema solare protagonista. Nel moto di rotazione del globo terrestre, la luce si alterna all'oscurità, garantendo lo sviluppo della natura. Piante e colture traggono dal sole l'input per attuare il processo di crescita e sviluppo. Sin dall'antichità gli esseri umani, comprendendo la fondamentale importanza dei raggi solari, hanno sfruttato questa risorsa naturale stringendo con essa un'alleanza per la sopravvivenza della società umana. Gli agricoltori non sono i soli a beneficiare in maniera diretta dell'esposizione solare. Si pensi ad altri tipi di economia, come ad esempio quella della lavorazione del sale. In bacini debitamente perimetrati, le acque basse evaporano grazie al calore solare, permettendo la formazione di una coltre bianca che, una volta lavorata, insaporisce il cibo consumato quotidianamente nelle tavole di tutto il mondo. Nella Sardegna di ogni tempo, il sole e i suoi raggi riscaldano la superficie dell'isola, rinverdendo i campi in primavera ed arrivando ad arroventarli nelle torride estati. Come altre regioni del sud Italia, il clima estivo, particolarmente favorevole alla balneazione, ha permesso lo sviluppo di un comparto turistico che trae da questa risorsa gratuita evidenti benefici economici legati ai flussi di forestieri che desiderano rilassarsi nelle incantevoli spiagge sarde. Il sole potrebbe diventare presto un'ulteriore risorsa nella Sardegna del futuro prossimo. Se debitamente sfruttato con appositi pannelli volti a convertire i raggi in energia, l'isola potrebbe divenire una delle più grandi regioni al mondo per capacità produttiva di energia pulita. In un mondo in evidente stato di sofferenza a livello energetico, necessaria per far fronte alla crescente domanda di energia sia nei processi produttivi quanto in quelli del consumo personale, una delle vie da esperire potrebbe essere proprio quella di individuare delle aree idonee alla maggiore produzione di energia pulita. L'isola potrebbe sicuramente essere una delle terre papabili per questo scopo. Tanto a livello solare quanto per l'abbondanza dei venti e delle correnti marine, possiede tutte le carte in regola per poter diventare un modello internazionale di sfruttamento delle risorse naturali per asservire quella domanda energivora che non smette di crescere. Le alternative alle energie pulite, come ben sappiamo, si sono rivelate deleterie nel lungo periodo. Lo sfruttamento del petrolio e dei carboni fossili producono emissioni che rischiano di accelerare il processo già in corso del surriscaldamento globale, fenomeno che rischia di diventare pericoloso per la biodiversità e la sopravvivenza di molte specie viventi, compresa quella umana. I sardi hanno dimostrato da millenni di comprendere l'importanza fondamentale del sole e del calore che da esso proviene. Si potrebbe ancora una volta rinnovare questa antica alleanza per implementare un modello d'eccellenza di sfruttamento intelligente ed economicamente vantaggioso di questa risorsa della quale la Sardegna può disporre gratuitamente in abbondanza. Sosoli. Dona da Sallugi ogni dia de sanno, illumina da sa terra, su cielo, sa vita, su universo, spazio e anima infinita, i splendidi esempi che non inganno. Sosoli callentata in tutto il suo mondo, americalata, attoviata e basa da salluna. A due impari est una fortuna, e a pustisi incistesi nel suo profondo. Medas pianetas lui girant atteso, ordinausu in santa pace, in armonia, gosanta de sa luce che dona d'energia, con su soli callenti sempre in mezzo. Quando tramuntata, poi innamorausu, est un momento de felicità, pregio de hominis de ogni etadi, che l'incuno facci a barra d'arruviao. Appustisi chi provedi, bessi di s'arcobaleno, e su soli, meraviglia de sa natura, imprassa in sa terra ogni creatura, donando a sa genti pregeri e sereno. Manchendo in sa terra, e adesso scurio, commenti su giardino senza de frori, o una vita passata, appetendi s'amori, chi sia da gusta, una zitella o bagadio. Passata nei simbirdius de fentanas, mancai serratas, che non si questionai, una bella giornata si oli da curai, sia in domus de cittadi o paesanas. Una famiglia, anche a suo soli non intrata, pari di sunfranta de sconforto, de tristezza. A porta savuro su dottori du arribala. In giriao de stella che una bellezza, dona di splendori e potenza adorata. Sa luci de suo soli est una sicurezza.
Su solli esti proprio a meraviglia de sa natura, che in se solli non c'è dessi vita, non c'è dessi luci e in generale su mondo commenti tu conosceus. E i sardus duscideus funti meda in confianza poteus nai quel ritmo de sa natura. E moi in questa stagione dessi stadi su solli poteus nai che esti su protagonista. Ma secondo tu si pragi da totus? Penso proprio de già, poiché su soli esti calori, esti vita, prodottoso, mannoso e biddioso. E noi in Sardegna l'apprezzaus meda, poiché si va di compagnia quasi ogni dia de sanno, magari una orta o s'abbasca meda sa ciccauso sombra, si vanti piacere però usadisi callentisi in ogni stagione. E ancora de bruso quando lo teneus a desigio commenti a tongio o si erro. E questo si dogosanta sia des anzianos che i giovanettos, traballantis o meri de domo. Sardos o turistas in terra nostra. Finché si innamoraus da vettanta a mangiare chizzi quando incomincia da spuntai, o a mericedo quando ci cala da satravati e anda a siguai prodotto sanotti. E ecco, questionendi de su solli chi si indanda, per esempio. Forse se su solli puru commenti a tras cosas ad appreziasu de prusu quando non dubideus quando si indanda, secondo tu è di aici? Su soli certo che apprezziaus quando si indanda, poiché che fai parte dessa vita che in se soli noi sti sapivi. Questo è appunto come si via stanendo sa meraviglia dessa natura, è un incanto. A scire a pensare l'importanza che tieni in sa vita nostra, su soli. Noi stesi a po' di bivi che in se deisso. Si manca da me da quando i disi tristas, quando a parra da qua o in su cielo. Ma che non falsa da castiai troppo a lungo, possa luci forti e potenti che neri, poiché si può di noi ai giochi se castiai troppo a lungo. De sicuro anche noi in Sardegna non lo teniamo a disiccio. Pensando su Deonau, cos'è sì questo a regalo umano che sa di Donau Deus, questa boccia lucenti de fuoco che si aiuta da vivi ogni dì sanno. Biu che hai scritto un bello libro che si nada proverbi sardi e modi di dire della Marmilla e del Medio Campidano, pubblicato da Sandi Editore in su 2019, leggisi che anche un bello dicio che grazie di bei con questa poesia. Dicio se posso solo ci namedasa, uno dei gusti può essere, di bocca dei so cosa uno zuruppo. Aici potenti esti questo solli. Potenti, voi quando nominaus o questionaus del suo soli, che esti sa luci, su callenti, sa vita nostra e dessa terra, se uso a ragionando di una cosa manna, esibiti, che non di poteus fare de manco. Per queste cose, posta Sampari, su dicionata di bocca de so cosa al truppo, aici dove deus comprendi de bruso, a tutto gusto su chi su soli, di depinti dorrai grazie a ogni dì. E questo balli di puro po' me das cose che sono importanti se non poteus fare finta che non ci fosse in sa vita cosa nostra. E in cappa sa gusto solli si può di vinza se imparai con qualcosa di bello. E te poteus agattare in me diciosu. Altro diciosu può essere ogni cosa passata. Questa è sua lezione che su solli si dà da bei di aderusu. Esti proprio aici, poiché commenti su soli che di mangiano o presciti incarrenendo un'altra dì e a merisa in anda da vendere orrai su scurio del sanotti. In sa vita di ognuno di noi, sia da cosa bella o cosa triste, ogni cosa passa da come ti nasce dicio. Succede di quando a volte bideus callincuno a rennegare o in arausu, perché già ti passa. Ecco poiché balli di po' me das cosas, balli di po' uomini tristus, po' gustus arrennegaus, inquietus, o magari pure quando conti troppo alligros. Ogni cosa passata. Pensi proprio a regione e poi quando sta gente prova da queste emozioni si mette a volte, sì, come ti puoi dessi desarrennegaus come t'hanno tui, dinanta meta de cose, se in incruppanta pure de gente, o no? È vero, poiché che dice su Cindabello, un altro che ti vuoi dire, puoi essere tutto paga a Deus. E tutto gruppo de Deus quando qualcosa non anda bene, aici? Noi proprio aici, però esti modenai, quando qualcuno non scidi con chi si da pigai. Forse si medas a gettanta e scrupas a Deus quando non proidi, o quando proidi in meda, o quando arriva da una disgrazia in famiglia o in sabida, o quando su soli vai di basca a meda in si stati che si da mattas e ottos. Ma
Deus non c'entra nulla. Forse se questo dicio non mena da un uomo inquieto, poco una cosa che ha di verdi o anda da male o anda da trotto, che sia da pomori di acqua, dessa giligia, de vento o de sole. Ma Deus o non Deus, tocca da pensare che in sa vita ci sono cose che non ci può Deus fare nulla e quindi documentare tocca da spiegare. Tocca da fare i commenti va in tabosa, andare a Cancun, vero? Tocca da fare proprio aici, quando proi lassau proi, aici na soddicio. E intanto su po' moi che seus insistati, già non è proendi bonunda. Però, si gosato questo bello sole che si sta alligrando questa tisi e noi si attopiausu al suo prossimo episodio. A sentendo all'estero con saluto a tutti. Deo vollata!